Il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, visto il proliferare della gravissima emergenza idrica a Racalmuto e nella provincia di Agrigento, ha scritto una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, al Ministro dell'Ambiente Picchetto, Frattin, e per conoscenza al prefetto di Agrigento e a tutti gli enti interessati a livello regionale e nazionale. La lettera cita: è innegabile che da qualche anno la Sicilia e la provincia di Agrigento e il comune di Racalmuto sono interessati da una gravissima crisi idrica aggravata in queste ultime settimane da frequenti interruzioni e riduzioni della fornitura di acqua potabile, con conseguenti ripercussioni sulla popolazione e sulle attività produttive e sui servizi essenziali. Atteso che in molti comuni dell'Agrigentino e a Racalmuto, continua il primo cittadino, la situazione della crisi idrica nei prossimi giorni potrebbe diventare drammatica sia per la calura estiva che richiede più acqua, sia per il notevole aumento della popolazione stante il rientro di molti emigrati per le ferie estive e per la prossima festa di Racalmuto, la compatrona Maria Santissima del Monte. Interpretando anche la volontà dei colleghi sindaci della provincia di Agrigento, si chiede l'urgenza convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli attori del settore, nazionali, regionali e locali, per individuare idonee soluzioni immediate per superare l'attuale gravissima crisi idrica, anche attraverso il trasferimento di volumi idrici da un invaso all'altro, intervento straordinario sulle reti idriche per la pianificazione di misure strutturali di medio e lungo termine per la risoluzione definitiva della storica crisi idrica in Sicilia. Ogni ulteriore ritardo, evidenzia il primo cittadino di Racalmuto Bongiorno, potrebbe causare devastanti conseguenze sia sotto il profilo igienico-sanitario e dell'ordine pubblico dei comuni interessati, stante che i sindaci, quali rappresentanti delle istituzioni, punti di front office con i cittadini, hanno difficoltà a contenere e fronteggiare la giustificata rabbia dei cittadini esasperati. Apprezziamo molto gli interventi programmati dai governi nazionali e regionali per le infrastrutture e l'ammodernamento dell'isola, ma oggi la priorità è la risoluzione della gravissima crisi idrica, conclude la lettera sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno.